Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro nel quale coroniamo quello che è un piccolo sogno di questa associazione. Vogliamo dare inizio a questa presentazione così, proprio tutti assieme, come gruppo del Consiglio Amici della Montagna di Piano d'Arta, che è quello che vedete davanti ai vostri occhi. È un gruppo, come potete notare, prevalentemente giovane. Diciamo che la stragrande maggioranza di loro ha meno di 40 anni, quindi ai fini istituzionali si può definire effettivamente un gruppo giovane. Io non mi dilungo, passo subito la parola al Presidente Massimiliano, che appunto introdurrà la serata, dopodiché vi diremo qualche cosa sui singoli punti, sugli aspetti sia tecnici che, diciamo così, legati alla tradizione, legati alle idee, alla montagna, al paese stesso, che questo progetto appunto ha voluto cogliere e coltivare. Buonasera a tutti, da parte degli Amici della Montagna do il benvenuto a tutti voi che siete intervenuti a questa serata e alle varie autorità che hanno accettato il nostro invito. Per noi questo è un evento molto importante, in quanto rappresenta la materializzazione di una vecchia idea che avevamo nel cassetto e che grazie al progetto cofinanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Servizi Pari Opportunità e Politiche Giovanili, siamo riusciti a concretizzare. Un apprezzamento va a tutto il Consiglio che questa sera è qua assieme a me sul palco, ognuno dei quali nel proprio settore di competenza si è impegnato e si impegna a coordinare nel migliore dei modi le varie attività dell'associazione. E naturalmente un apprezzamento va anche a tutti i soci e sostenitori che danno sempre il loro prezioso contributo in ogni momento dell'attività dell'ADM. Fin dalla sua nascita l'associazione Amici della Montagna ha sempre avuto come obiettivo quello di riunire assieme i paesani con feste ed attività sportive, ma anche quello di riscoprire e promuovere la storia, la cultura e le tradizioni locali. In tutti questi anni di attività abbiamo raccolto e diffuso tantissimo materiale attraverso varie pubblicazioni e mediante il Lunari, intitolato Vite e Memorie di País, che come dice il titolo non è un semplice calendario, ma è un'antologia che vuole proporre, unendo in tutt'uno quello che era Piano e quel che è Piano, con un occhio rivolto anche al futuro. Quest'anno il tema conduttore del Lunari sono le feste di paese. Appunto l'abbiamo pensato per riagganciarci anche a questa serata, i cui flash fotografici, compresa la bella copertina, sono stati concessi da Luigi De Reati, che questa sera ringraziamo pubblicamente. Come associazione ci siamo impegnati a mantenere vive anche molte tradizioni, una delle quali è la manifestazione dei Re Magi, che dalla prossima settimana animerà il nostro paese. Un'ultima chicca in anteprima, la diamo questa sera, sarà l'inaugurazione durante il periodo natalizio di una mostra di fossili accompagnata da un'esposizione di quadri di artisti locali. L'impegno per fare tutto ciò è notevole, ma viene sicuramente ripagato dall'armonia, dallo spirito di socialità e collaborazione che da tutto ciò scaturisce. Con questo spirito sempre vivo di ricercare, valorizzare, innovare e far conoscere, abbiamo cercato di rendere fruibile questo ultimo lavoro, che questa sera presenteremo, anche al di fuori dei confini nazionali, realizzando il DVD anche in lingua inglese. Un ringraziamento per questo va alla Federica Di Marco, che ha accettato con entusiasmo la nostra proposta e si è impegnata con passione nelle traduzioni dei vari testi e nel commentare poi il filmato per la sezione inglese. Un altro ringraziamento va anche alla voce in italiano di Paolo Devoto, di Daniele Devoto, che ci farà apprezzare, gustare
quel che è il Lander e quel che è la tradizione della festa del Lander. Adesso direi di ripasso la parola a Stefano, così ci guiderà in questo percorso che, partendo dalla cantina, ci farà salire fin su sul Lander. Prima di farvi così assaporare, vedere quelli che sono i risultati di questa progettazione, vorrei prima così spendere 2 parole per illustrare quella che è stata l'opportunità che abbiamo colto, fermo restando quello che ha detto il Presidente, ovvero che in seno all'associazione con questo gruppo, ma direi da sempre, vedo qui anche delle persone che hanno fondato questo gruppo alcuni anni fa, da sempre appunto è stato lo spirito che si è concretizzato in questo caso appunto nel progetto che vi sto per presentare. L'opportunità è stata offerta sostanzialmente grazie alla legge regionale numero 12 del 2007, articolo 15, comma 4 e successive modifiche e integrazioni. Di che cosa si tratta? Questa legge sostanzialmente ha l'obiettivo di promuovere progetti finalizzati appunto alla promozione dell'autonoma capacità ideativa e organizzativa, il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva di giovani a iniziative associative di valore sociale e culturale. Quindi non appena abbiamo avuto modo di leggere sul bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia la pubblicazione di questo bando, ci siamo riconosciuti in quelle che erano appunto delle nostre finalità. Tenete presente che il bando è stato appunto pubblicato a cavallo tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera 2009, periodo nel quale noi come gruppo stavamo già programmando l'evento, diciamo, clou dell'annata 2009, ovvero i festeggiamenti per il 60° del Lander, e ci siamo confrontati immediatamente a livello appunto di direttivo, ma non solo, direttivo allargato, perché questa è un'associazione molto aperta e molto in cui tutte le persone che vi fanno parte possono partecipare in qualsiasi momento per fornire il loro apporto. E ci siamo riconosciuti appunto in questa opportunità e abbiamo immediatamente deciso di provare a presentare domanda, e così abbiamo in qualche maniera raccolto le idee che ci ballinavano in mente, e queste idee sostanzialmente vertevano principalmente su 3 punti. Il primo punto era quello legato alle attività sociali, come avevo appena detto, e culturali, legate alla ricorrenza del 60° anniversario della celebrazione della festa del Lander. E come avete avuto modo di verificare così e di cogliere lo scorso anno, abbiamo cercato così di solennizzare un po' questo avvenimento con una manifestazione particolare proprio sull'Under, durante la quale, oltre alla marcia, oltre alla celebrazione della Santa Messa con la presenza anche del nostro parroco, oltre alla presenza di alcune autorità e soprattutto di tutti i presidenti dell'ADM che dalla fondazione fino ad oggi si sono susseguiti, abbiamo appunto festeggiato questo avvenimento presentando lassù sull'Under anche il Lunari del 2009, che ha avuto come tematica proprio i 60 anni dell'Under. Il secondo punto che ha toccato il progetto è la nuova ricognizione della sentieristica di Fondovalle, con pubblicazione di una cartina con i sentieri nei dintorni di Arta Terme e Piano d'Arta, inseriti nel contesto delle specificità toponomastiche, tradizionali e culturali dei luoghi interessati dai medesimi. E infine, ma non ultimo, perché l'avevamo già iniziato come attività nel 2008, ma direi che è una tradizione che qui a Piano d'Arta praticamente non si può dire che negli ultimi XXX anni, non so dirvi quanti, non è mai stata interrotta.
è quella della valorizzazione e promozione di quell'insieme di attività sociali e culturali ricadenti nel contesto denominato Piano d'Arte al Paese dei Re Magi. Lo scorso anno abbiamo cercato così di pensare un po' più in grande questa festa e quest'anno la riproporremo, come vedete anche dai manifesti che sono affissi in questa sala. Ecco, tutto questo l'abbiamo vestito con un titolo che è un po' lungo, ma tutto sommato vuole così sintetizzare quello che vi ho appena detto, ovvero siamo partiti cogliendo, pescando dal passato, consci e consapevoli appunto di quello che è stato il testimone, il bagaglio culturale, non so neanche come definirlo, cioè tutto quell'insieme di ricchezze che chi ha pensato a questa associazione appunto ci ha messo a disposizione in maniera egregia, e con questa responsabilità noi abbiamo cercato appunto di guardare avanti con le forze che questi giovani, senza chiamarmi me, ma questi giovani e quelli che sono vicino a questi giovani sanno così far scaturire nel momento in cui c'è effettivamente bisogno di tirar fuori grinta, determinazione e carattere. Ecco, il titolo è questo: radici solide, quello appunto a cui mi riferivo, freschezza di idee e capacità di innovazione quali ingredienti di un cambiamento condiviso e consapevole per la competitività di un territorio. Vabbè, abbiamo atteso gli esiti appunto dell'iter della nostra domanda, e il 14 settembre del 2009 siamo stati molto contenti di poter leggere sul decreto regionale di quella data che delle 146 domande presentate, purtroppo 24 delle quali erano state scartate per problemi di carattere formale e burocratico, 122 domande erano state accolte ed ammesse in graduatoria. Finanziati solo i primi 34 progetti in graduatoria, tra i quali fortunatamente anche il nostro, e il nostro è il risultato 18° con 18 su 20 punti totali. Quindi ci siamo rimboccati 2 volte le maniche, perché avevamo già iniziato sostanzialmente prima di settembre, perché noi abbiamo detto comunque il 60° dell'Under lo festeggiamo, e così ci siamo messi a lavorare e oggi ci troviamo qui. Grazie al lavoro veramente di un gruppo di persone, e non faccio nomi per non scordare nessuno, ma allo stesso tempo per ribadire che non ci sono dei protagonisti, delle prime donne, delle prime donne, diciamo tutti veramente, tutti hanno lavorato in maniera indistinta in diversi settori, ma con una forza, come vi dicevo prima, e con un coordinamento che ci ha permesso di arrivare qui questa sera. Ecco, dette queste parole passerei subito la parola a Carlo, che ci presenta quanto è legato appunto alla sentieristica e alla toponomastica. Grazie. Sì, buonasera a tutti. La Carta dei Sentieri e della Toponomastica di Arta Terme è il risultato di un lungo lavoro di ricerca e aggiornamento svolto nel corso del 2009-2010, cui hanno partecipato diverse persone, in primis i soci dell'Associazione Amici della Montagna di Piano d'Arta, ma anche soggetti esterni che hanno messo a disposizione il proprio tempo libero per effettuare insieme un viaggio nel cuore di Arta Terme, alla riscoperta di antichi toponimi, località e percorsi naturalistici. La pubblicazione del documento è stata possibile grazie al cofinanziamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio Pari Opportunità e Politiche Giovanili. La Carta, edizione 2010, segue un precedente lavoro riguardante i soli sentieri di fondovalle, realizzato nel 1997 da Arta Tour con la preziosa collaborazione del signor Mauro Loventhal, che questa sera è forzatamente assente, ma che desideriamo ricordare con particolare riconoscenza e ammirazione. Il frontespizio, che riporta in primo piano un tratto del sentiero di Chiamp Lung, nella borgata di Chiusini a Piano d'Arta,
ci fornisce un'informazione chiara relativamente alla scala di riferimento della carta. Si legge infatti 1 a 5.000, ovvero scala 1 a 5.000, che significa che ogni centimetro misurato sulla carta equivale a 50 metri di percorsi nella realtà. In effetti, aprendo il documento, si realizza che nella leggenda è stato riportato un righello con l'unità di misura per i 100 metri, i 250 e i 500 metri, incluse le tacche intermedie. Si legge anche che la base cartografica di riferimento è la carta tecnica regionale numerica, sulla quale poi è stato impostato tutto il lavoro. Oltre ad un'elencazione dei principali sentieri, sintetizzati con una numerazione progressiva da 1 a 27, e non sono tutti chiaramente, nella leggenda sono state trattate le seguenti tematiche. Sentieri principali segnalati, contrassegnati con un tratteggio rosso, categoria nella quale vengono inclusi tutti i sentieri CAI e i percorsi non numerati che comunque presentano caratteristiche tali da essere facilmente riconoscibili e percorribili senza correre il rischio di perdersi, almeno si spera. Sentieri secondari non segnalati, la seconda categoria, indicati con un tratteggio verde, che includono percorsi secondari percorribili preferibilmente in compagnia di qualche conoscitore della zona, in quanto attualmente non perfettamente riconoscibili in tutta la loro lunghezza, ma ugualmente importanti sotto il profilo storico e naturalistico. Poi abbiamo le strade sterrate principali, Cararecce, e le strade sterrate secondarie, al terzo o quarto posto, volutamente contrassegnate con lo stesso colore, il violetto, con tratteggio diversificato. Si tratta delle strade forestali principali e secondarie presenti nei boschi del comune, che molto spesso si interfacciano o entrano in contatto con la sentieristica esistente, diventando a loro volta dei sentieri. Infine, viabilità principale asfaltata, indicata con una linea gialla continua, che fa riferimento ai tratti di strada pavimentati che danno continuità alla sentieristica esistente, collegando diversi tratti di sentiero e diventando a loro volta dei percorsi pedonali obbligati. Poi ci sono dei simbolismi. Tra i simbolismi utilizzati, oltre ai cerchietti gialli con la numerazione dei sentieri principali, sono stati utilizzati degli asterischi colore azzurro all'interno di cerchi con perimetro pure azzurro e sfondo bianco, ad indicare i principali punti di interesse naturalistico, storico e panoramico rilevati. Infine, i triangolini con perimetro blu e sfondo rosso indicano i principali uffici e servizi turistico-informativi presenti sul territorio comunale, incluso il municipio e la sede ADM. La carta è stata stampata dalla tipografia Cottolezzi Zippaluzza, che ringraziamo e vedo che è presente anche il titolare. Grazie. Approfitto per ringraziare anche Telealto But, che è qui presente, grazie. È stata appunto pensata e sviluppata su due lati. Il lato A, che include il territorio che va dai confini settentrionali come il comune di Sutri e Paluzza fino alla frazione di Piano, con una sovrapposizione in prossimità del Cocolar dei Vigis, in località Ceons. Poi abbiamo il lato B, basta girare la carta, che dalla località Ceons si estende fino al capoluogo Arta Terme e alla frazione di Cabia, avvicinandosi molto anche a Rivalpo, a Valle, Piedim, Cedarchis, con una motivata inclusione anche del comune di Zuglio, rappresentato dalla chiesa di San Pietro in Carnia e della frazione di Fielis. In entrambe le rappresentazioni la veste grafica è stata arricchita da una documentazione fotografica esemplificativa. Per comprendere un po' meglio il lavoro che è stato svolto, concentriamoci ora su alcune porzioni del territorio comunale, ad esempio la zona di Piano d'Arta. In questa immagine riconosciamo immediatamente i corsi d'acqua con relativa nomenclatura, rappresentati in colore azzurro. Balzano all'occhio
alcuni toponimi forse sconosciuti o scomparsi dai riferimenti correnti, Placefritules, Chiaulestuart, Pueses, Gutier, il Chiamp, eccetera. Non mancano poi i richiami diretti alla morfologia del territorio, alla storia e alle tradizioni. Rettas Cidules, sia a Piano che a Radine in Gutier, Fontane di Tei, Quel da Polente, Buges di Val, Club da Madonna e Club di Piere Bucciadorie, Crezzi Barbetite, Tride della Strons ed altri ancora. Non va trascurata neppure l'analisi del centro abitato delle singole borgate. Ad esempio, in Borgo Radina, a Piano d'Arta, troviamo riferimenti come Pestador, Molin Vecchio, Chiantesclave, Roncuz, Chiararie, Frecce, Chiambuson, Valais e così via. A Arta capoluogo, accanto al municipio, spiccano i toponimi di Place, Chiamaor, Poch, Fontane, Taviele, Macilies, eccetera. A Capia, nelle vicinanze della chiesa di San Giorgio, fanno bella mostra delle qualità di Chiaut, Spignon, Posarie, Melaries, Bore, Sonville, Yalar e altre ancora. Senza dilungarmi ulteriormente, dopo questa esplorazione spero che tutti riescano ad assaporare il valore del documento cartaceo, che pur nella sua semplicità ha degli obiettivi chiari che vanno dalla salvaguardia di antichi toponimi, località e percorsi naturalistici, all'ideazione di uno strumento utile soprattutto per chi intende approcciarsi con l'attività escursionistica in comune di Arta Terme. Inoltre, parte del materiale illustrato è presente anche sul sito web degli Amici della Montagna di Piano d'Arta, www.associagiovani.it, che presto verrà assorbito dal nuovo sito di riferimento a livello comunale, www.montagnasenzaconfini.it. Accedendo a tali siti potrete trovare dei punti di interesse attivi e cliccabili, come si dice, con collegamento diretto ad una scheda descrittiva di dettaglio. Utilizzando una particolare apparecchiatura e seguendo le istruzioni è possibile, e sarà ancora più possibile in futuro, scaricare sul proprio cellulare o sul smartphone le informazioni relative ai percorsi, alle località, ai punti di interesse, che ci guideranno così più agevolmente nel cuore di Arta Terme attraverso i suoi sentieri. Ecco, desidero terminare la mia esposizione ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della carta dei sentieri e della toponomastica di Arta Terme, fornendo materiale fotografico, informazione e note storiche. Un grazie particolare a chi si è impegnato in prima persona, il presidente Massimiliano Di Monte, di Torino, Stefano, Marlino Peresson, e poi Walter e Fior Tullio di Capia, che ha appunto completato lui con minuziosa ricerca tutta la descrizione del comprensorio di Capia, altrimenti sarebbe stato impossibile perché non si può sapere tutto e c'è sempre molto da imparare. Il sottoscritto ha curato la parte grafica assieme a Lucia che mi ha dato una mano e ha sintetizzato un po' l'informazione utilizzando un programma di disegno che è il Vectorworks. Ecco, aprire la carta dei sentieri di Arta Terme significa leggere una pagina di storia e di natura, mai completa, mai perfetta, ma sicuramente utile ed interessante. Questo significa che l'argomento resta aperto anche ad eventuali future integrazioni, anzi, pur vengano, magari, che andranno ad arricchire ulteriormente le conoscenze di tutti, rispondendo anche alle curiosità dei graditi ospiti. Grazie. Dopo la presentazione di questo primo dei due punti che questa sera appunto avremo modo di vedere, di verificare assieme, c'è una sorpresa.
La sorpresa è costituita dal coro Bresson, dal locale coro Bresson, che ci presenterà per la prima volta un brano inedito che è dedicato appunto agli Amis d'Amont. È un brano composto dal direttore Arnaldo De Colle, che è stato confezionato proprio su misura in occasione del 60° della festa del Land dello scorso anno, e che questa sera appunto verrà presentato pubblicamente, ufficialmente per la prima volta. Ecco, quindi invito il coro a salire sul palco e a presentarci questa sua proposta. Grazie per la bella sorpresa. Il direttore appunto ha una sorpresa, quindi passo la parola a lui. Beh, non è tanto una sorpresa quanto penso una cosa utile da farsi, cioè conoscere prima il testo per capire meglio poi anche il linguaggio musicale. Forse per buona parte dei presenti sicuramente non sarà una sorpresa questa vera e propria, perché 2 anni fa io ne vedo molti qua di queste facce. Ci siamo visti sull'Under accanto alla baita dell'Under, dove è stato presentato inizialmente e originalmente questo pezzo. Poi il coro ha pensato anche lui di presentarlo con le proprie voci, perché quella volta l'avevamo sentito solo con il suono del computer, e quindi era semplicemente un pensiero mio, un pensiero che è un riconoscimento dell'attività che questo gruppo fa, e quindi siccome anch'io sono a mio modo un amico della montagna, frequento quasi ogni anno insomma la festa dell'Under, ho ritenuto semplicemente di fare questo piccolo omaggio agli amici della montagna, che poi tra l'altro ha preso anche una strada più ampia della Carnia e del Friuli, perché ho pensato di portare questo pezzo a un concorso nazionale organizzato dall'associazione dei cori del Piemonte, e così la giuria ha ritenuto meritevole di essere pubblicato, perché è stato segnalato per il suo contenuto. Insomma, nel concorso è risultato tra i brani segnalati per merito artistico. Quindi questo volume, dove il brano è stato pubblicato, adesso ha raggiunto tutte le regioni italiane. Quindi gli Amis d'Amont non sono solo qui in Carnia, ma sono in tutta Italia. Vierge il balcon, ecco, questo testo vuole essere un messaggio di conoscenza della montagna, di frequentazione della montagna e di amore per la montagna, e quindi lo scopo di questo testo è proprio questo. Vierci il balcon che tiale la montagna, che ad alt si trece fin su, d'accordo dal ciel. Spassati i goi a dret, furbe campagne, d'un vert cal supe di colors dal mese di aprile. In questo inchian si spiega la natura col null si plate per non svelare il burlaccio, e tal sorelli, tal fred e tal calore, il rio al dismonte e il bosco lo chiappa in braccio. Il rio, questo rio, ovviamente è la radice, la nostra radice. Poi insiste questo messaggio: vierci il balcon e scolte in tal cidin il tian che il vent ti parte, e ti confondi mitia che svous sul troi di Paruscin. Poi la conclusione è questa: tanniu alle fieste. Perché? Perché è festa? Son qua gli Amis d'Amont.
ringrazio nuovamente di cuore il maestro per averci omaggiato con questo canto che raccoglie lo spirito degli Amici della Montagna, perché sono dediti a far festa, ma anche a portare un messaggio alle varie persone e ai vari mondi che ci circondano. E quindi lo ringrazio molto e anche mi complimento con lui anche per il premio che ha ricevuto questo canto, un premio a livello internazionale che sicuramente darà ancora più prestigio a questo pezzo. Bene, ti lascio il volumetto così lì trovi altre canzoni, ma soprattutto trovi gli Amici del Mondo. Grazie, grazie di cuore. Ecco, prima di dare l'avvio a quella che è l'ultima parte appunto di questa serata, ovvero la proiezione del DVD che è stato realizzato, così volevo spendere ancora due parole, due considerazioni per quanto riguarda il lavoro fatto, ma anche per quanto concerne appunto il lavoro dell'associazione e le prospettive della medesima. Prima di far questo però devo così, in questo periodo appunto di spiccato cambiamento anche in termini di digitalizzazione, di cambio appunto di modalità di trasmissione televisiva, volevo ringraziare l'omnipresente Telealto But nella persona appunto di Titta, che è di casa qui a Piano d'Arta, ma allo stesso tempo oltre a un grazie veramente molto molto sincero, vorrei anche aggiungere un auspicio per quanto riguarda questa emittente della zona. I cambiamenti in atto, appunto come vi stavo dicendo prima, questo nuovo cambiamento in termini di passaggio al digitale terrestre, crea dei benefici per quanto riguarda taluni settori o taluni emittenti e crea delle grossissime difficoltà per quanto concerne invece le emittenti locali. Per fortuna, ma soprattutto grazie alla caparbietà, alla capacità, anche allo sforzo finanziario del titolare dell'emittente, Telealto But, per fortuna questa televisione non scomparirà. Purtroppo però, almeno in questa prima fase, il suo raggio d'azione rimarrà molto molto ristretto, ovvero rimarrà confinato sostanzialmente alla zona di Paluzza. Ecco, e quindi il mio auspicio è, appunto mi augurerei che così chi può fare qualche cosa in questo senso si faccia sentire. Il mio auspicio è che perlomeno tutta la Valle del But possa tornare a godere di questo servizio che grazie a questa emittente tutti noi siamo stati ben abituati a godere e che così porta nelle nostre case un pezzo di quella che è la nostra cultura, la nostra terra e il nostro vivere di ogni giorno. Quindi Titta Tendur e speriamo appunto che così il prossimo anno sia di buon auspicio anche appunto per la tua emittente. Grazie. Ecco, vedo che siamo quasi pronti alla proiezione del filmato. Come vi dicevo prima, qui vedrete diverse cose, vedete diverse persone. Io vorrei, mentre appunto così stanno restando gli ultimi dettagli tecnici, vorrei appunto far riferimento anche a tutte quelle persone che vedremo nel filmato e che non sono più qui, diciamo così, in vita a Piano d'Arta o nelle loro case, ma che idealmente questa sera io sento di dire che senz'altro sono sedute qui accanto a noi e che sarebbero probabilmente assieme a noi proprio con grinta a far festa per questo momento. Avevo ancora una cosettina così che mi frullava in mente, che è questa.
Noi qui questa sera stiamo festeggiando appunto la chiusura di un progetto che è quello che abbiamo descritto. È il secondo negli ultimi 3 anni che riusciamo a portare a termine, lo diciamo con gioia, anche con un po' di orgoglio, dopo appunto l'esperienza maturata, quella di Arpazzu, che è stata menzionata poc'anzi anche da Carlo. Questo è il secondo progetto, ma nel cassetto o vicino al cassetto abbiamo ancora altre cose che vorremmo sviluppare, per le quali siamo senz'altro convinti che una grossa mano ce la daranno i nostri giovani, come vi ho detto appunto nell'introduzione, ma direi che un'associazione come la nostra, che è un'associazione proprio di paese, e quando dico di paese non intendo solo Piano d'Arta con il suo campanile, ma intendo perlomeno tutta la comunità. Vedo qui amici appunto di tutto il comune e anche dal di fuori. Dicevo, bene, per questi progetti c'è bisogno veramente della collaborazione di tutti, c'è bisogno della collaborazione di persone che vogliono bene alla loro terra e che desiderano in qualche maniera proprio mettere in luce quello che soltanto lavorando assieme e lavorando con obiettivi chiari, ma allo stesso tempo, come abbiamo accennato all'inizio della serata, senza così protagonismi, e noi vi assicuro che abbiamo lavorato in questa forma, è possibile cogliere. Quindi l'invito che faccio è questo sostanzialmente. Avete sentito Massimiliano ha menzionato prima l'apertura di una mostra di fossili. Ecco, questo per esempio è uno di quei sogni nel cassetto che molti prima di noi hanno coltivato e che pare appunto, anzi si sta realizzando, si sta concretizzando. Non è pensabile che una mostra di questo tipo poi possa vivere solo ed esclusivamente con, diciamo, grazie all'ente pubblico. Noi anche da esperienze così vissute in forma diretta in altre realtà nazionali, ma direi anche e soprattutto straniere, mi riferisco per esempio alla tanto blasonata Germania. Ecco, in Germania noi abbiamo visitato di recente la zona della Baviera, lì moltissime realtà e moltissime proprio punti di interesse vivono grazie quasi esclusivamente al volontariato. Ecco, questo mio è anche un appello, quindi un appello a tutte le persone, indipendentemente dall'età, che hanno la voglia e la volontà appunto di fare qualche cosa per il proprio paese, di unirsi a noi, e se c'è quello spirito che sicuramente abbiamo visto in passato e che tuttora aleggia appunto nelle file della ADM, io credo che ci sia spazio per molti di ogni età, ripeto, giovani e meno giovani, per poter così coltivare assieme quello che diversamente non si riuscirebbe a fare. Niente, io adesso basta, non la faccio più lunga, auguro una buona visione, ringrazio di nuovo tutti voi qui presenti, ringrazio di nuovo chi ha veramente messo anima e cuore per la realizzazione di questo filmato. Questa forse è l'unica volta in cui vedrete comparire anche dei nomi, giustamente dei nomi, perché hanno lavorato veramente tantissimo. Ringrazio tutti quelli che indistintamente hanno veramente fatto di tutto e di più perché tutto questo potesse accadere. Ecco, buona visione, e poi magari dopo la visione del filmato gradirei insieme al Presidente che il Sindaco e qualche altra persona potesse salire qui assieme a noi per un breve dono. Grazie. Risalendo l'ampia vallata del torrente Butti in Carnia, ci attrae il colore intenso degli abeti, a contatto con prati, pascoli e versanti rocciosi, che si stagliano imponenti,
sopra i paesi e le borgate più remote. Tutto sembra esprimersi con la massima dolcezza, quasi a svelare un misterioso arcano, una consuetudine che si rinnova da tanto tempo, una tradizione particolarmente viva e presente tra la popolazione di Piano d'Arta, allegra frazione del comune di Arta Terme, in provincia di Udine. Più ampie benedizioni per il suo proficuo lavoro dove andrà. Ci ricordi sempre perché anche noi la ricordiamo. Mandi non più. Ecco, sono gli amici del CAI e della DM che mi hanno dato questo piatto molto bello con la dedica. Bene, grazie di cuore. Signori maestri, speriamo anche una trian, no? Ecco, la messa adesso è finita, andiamo in pace. È una bellissima giornata e il sole riflette i suoi raggi sui tetti acuti delle case e sulla cupola di San Pietro in Carnia, fino a toccare la dorsale del Monte Tenchia, la montagna tanto decantata da Giosuè Carducci. Lo Zoncolan e il Monte Cucco, di rimpetto, si osservano incuriositi, contendendosi il primato della bellezza. Il Tersadia, un po' in disparte, non si scompone e dall'alto dei suoi 1959 metri scruta imperturbato. Il Lander, al di sopra della nuvola verde di faggi e pini silvestri, appare tranquillo. Il sole di fine estate ne mette in luce la cima, chiamata anche Monterivo, con i suoi campanili, dal profilo etereo e singolare. Oggi è la loro festa. È la festa del Lander, dedicata alla Vergine Maria, che si celebra da 60 anni. Tra anfratti e gole profonde, il pensiero si innalza libero e sereno, trasformandosi in canto e preghiera che riecheggiano tra questi monti, dalle forme tanto bizzarre e fantasiose. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Buona domenica a tutti e grazie, ha fatto venire fuori di nuovo il sole col vostro...
Il lander, dal latino antrus, voragine, è caratterizzato da una storia geologica modellata dai principali agenti atmosferici: pioggia, ghiaccio e vento. Una vicenda iniziata circa 10.000 anni fa, al termine dell'ultima glaciazione. Con il ritiro dei ghiacci hanno preso avvio le attività erosive che ancora oggi disegnano i torioni o campanili, chiamati anche Lis Vinadiis, luogo in cui la leggenda popolare relega i dannati. Osservandolo più da vicino, non sfugge la linea conduttrice che lo collega al Monte Cucco, una cresta continua con la forma di un anfiteatro. Sicuramente la nicchia di distacco della grande frana di epoca geologica che ha spaccato in due la montagna e di quella più recente del 1435, ricordata anche da Giovanni Gortani. Tra alluvioni e cataclismi che hanno contribuito a movimentare il Rio Randice, il principale corso d'acqua che scorre ai piedi della montagna, si giunge ai giorni nostri, al fatidico 22 giugno 1996. In tale data, improvvisamente crolla il torione, nel quale da decenni era incastonata l'effigie della Madonnina del Lander, e tutto scompare e si disperde tra i ghiaioni del Rio di Chiaruglieno. Que ela dura 10 segundos e ela se crea tutto l'universo. È non sarebbe possibile secondo te? In realtà il Big Bang, cioè grande botto come hai detto tu, o grande esplosione, che in realtà non è stata un'esplosione ma una esplosione silenziosa, perché non c'era né spazio né tempo, per cui è difficile sapere come è iniziato, com'era all'inizio, ma si può definire questo momento come una concentrazione massima di energia, temperatura e densità, e quindi fissare un punto zero dell'asse del tempo e dello spazio. Quindi l'origine dell'universo in realtà non è stato pochi secondi, ma si può risalire a frazioni miliardesimi di secondo. Per cui dopo c'è stata tutta una serie di eventi che hanno portato a far sì che quando la temperatura è immensa che aveva l'universo all'inizio è scesa alla temperatura di 3000 gradi Kelvin, e quindi in quel momento l'universo si è manifestato, e allora noi conosciamo gli eventi che sono venuti direttamente, perché ci sono diciamo così, i satelliti con le loro strumentazioni sofisticate che riescono a, chiamiamolo tra virgolette, fotografare il fondo del cielo com'era in realtà quando aveva l'età di 300.000 anni, cioè quando era un neonato, un universo neonato. E sono rilevazioni che vediamo adesso dopo quasi 15 miliardi e 14 miliardi di anni fa, partite 14 miliardi di anni. Ovviamente sapendo che l'energia con la quale sono partite era forte, grandissima, immensa, adesso è andata via via scemando questa energia e siamo arrivati, se è partita nel campo dei raggi gamma, siamo arrivati nel campo delle microonde. Stiamo fotografando il cielo attraverso un satellite che si trova in una posizione particolare del cielo a
1,5 milioni di chilometri dalla Terra, possiamo sapere com'era l'universo in quella volta. Sarà soggetto questa rilevazione a studi per oltre 2 anni, dopodiché sapremo qualcosa di più. Ecco, il discorso è molto lungo, potrebbe rimanere a lungo questa mostra, è peccato chiuderla oggi. La mostra, che è aperta da una ventina di giorni, stasera chiuderà i battenti, per cui non si potrà più vederla, non si potrà più osservarla, non si potrà più vedere veramente il grande lavoro che è stato fatto. Peccato. Beh, penso anch'io, però si pensa in qualche maniera, almeno da quanto abbiano detto certe persone autorevoli, di poterla raccogliere in qualche pubblicazione, in qualche documentazione. Ma comunque è una cosa ipotetica, al di là del venire, e che io valuterò con tranquillità. Ecco, qui, se non mi sbaglio, è la Iglesia di Sudri. C'è contesta la struttura dei denti. Dunque, la Iglesia di Sudri, che Scarteronca era presente, l'ha intitolato il nostro Stonehenge. Stonehenge è il monumento megalitico che si chiama in Inghilterra, c'è tanto visitato e che è interessante dal punto di vista astronomico. Io dico che l'orientamento principale di Stonehenge era verso un punto astronomico particolare, in che caso il solstizio estivo, hai voluto che la nostra Iglesia aveva un orientamento particolare. Dopo un'osservazione esterna e da prove fatte sul sagrato, mi ero convinto di questa intuizione. Per cui hai chiamato Duriguzzi Giuliano, il fotografo che non conosci, e il primo di estate, cioè il dì del solstizio, a Binora vi spietato che le sorelle al venisse fuori da Monte di Rio. E allora io mi sono mettuto, come si posiziona in ta prima foto, mi sono mettuto sul portale dell'Iglesia e lui mi ha fotografato, e l'ombra che fa la mia persona si riflette proprio dal centro del pavimento. La seconda foto che si io sul cartellone, si io in raggio del sorelle che entri e vanno a finire alla balaustre. Per cui i raggi del sorelle riflettuti dal pavimento dell'iglesia vanno a finire a illuminare l'altare che è da P dell'iglesia, c'è tanto dal portale, e quindi come che fosse illuminato da un faro. Questa mia intuizione non è suffragata però da certezze di documenti antichi, perché non avevo nessun documento di questo genere in tali archivi, in quanto sia che i parrocchiai che i comunali sono stati a suo tempo distrutti da incendi che si sono verificati in che epoca, quindi prima della costruzione dell'iglesia attuale, che risalisce al 1791, e probabilmente sulla stessa tracciata di una preesistente iglesia più antica. Ecco, grazie.
con Daniela che ha deciso di fare queste mostre dedicate a Gemma. Allora, raccontaci un po' che è delle idee. Allora, Gemma aveva un grande debito di riconoscenza con lei, quindi quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di avere questa stanza bellissima che è data dall'amministrazione e abbiamo deciso di dedicare la mostra da Ricam, frutto di tanti anni di corsi che facciamo durante l'inverno. Dove hanno iscritti di ogni paese, da Paluce, Ciorciovin, Tomiec, Scomeglias. E così che stanno si presentare l'occasione, abbiamo fatto la mostra, l'abbiamo dedicata a lei, mi sembra che è riuscita benissimo, abbiamo avuto tantissimi complimenti e tutto qui. Tante robe in mostre, spiegano un po' qualche sola tecnica, sia aiuto l'Ardanger, il punto croce e poi c'è vino. Allora, partendo dall'angolo da Gemma, là che una volta si ricamava c'è tanto intaglio colorato, con punti fantasia, erba, punto pieno, che i punti si facevano una volta. Come è l'andata la buttata dall'Ardanger, perché il plage a tutte, perché è più facile, perché è un ponte che si conta in figli, quindi non conventa avere una grande manualità, basta buoni svoi e contare e si fa. Comunque da è fiez bellissimo perché si fa tantissime robe. E dopo andare il punto croce solito, dopo la via viene un attipon che è una novità perché il vende a Croazia e quindi l'ho portato una sciora che sta qui con me e nos ha insegnato e lo viene applicato in diverse robe. E dopo altre robe non hanno qualche altro robot un tic particolare, però stiamo sempre sulla tradizione, seguendo un tic la moda, un tic la tradizione, ci facciamo a gusto che non spiace. Anche robe vecchie, io, no? Trosai svorai. Partendo da carrozzina che poi essi dal Vocento, non hai l'idea, pensi che vengi dall'Austria perché è una roba a vonda di famiglie ricche e anche che gli accessori che sono dentro, mi sembra di che epoca è, il resto è roba dai corredi di una volta da femmine di qui, quindi io penso per il Novecento, ecco. Ultimi 200 per il 900 perché dopo la roba si è là da perdere perché dopo infatti in chiamò però con manco l'assiduità. Ecco. I corsi quando tornano a Tacà? I corsi partiscono a novembre fino a aprile, durano 5 mesi, una volta per settimana. Si chiattin, abbiamo due opportunità il pomeriggio e la sera perché scalavoriamo. In avanti, abbiamo 60 iscritti che stanno, facciamo scarpezze, cucito e ricamo. Per informazioni? Per informazioni contattate Plazzotto Daniela, che è il mio numero, lo anche su il biglietto da visita, se no chiamate il comune di Sudri che sa di la rivolgersi. Va bene, grazie e buona giornata. Grazie a voi. Allora, chi si inculcior? Come dici? A chi si inculcior? Io mi chiamo Lis de Rovalle. Che cosa sta facendo? Sto facendo le scopes di una volta. Scopes e scoi. Qui ha insegnato? Ma non è? E Trojans, beh, quanto vi l'ha insegnato a fare? Prende si science perché mia nonna si è malata quando aveva si science. Quindi allora ne vite che faceva le scopes? No, noi ne vite. E cominciato 10 anni fa perché mi chiamavano in via, mi ridevano perché io sono un CSA. Sai che è il CSA? Cioè, che non spiega un tic-tac? Contadino semi-analfabeto. E quindi la attaccata fa che si lavora qui, allora io dico un tic-tac che lavora? Si mette la scova di Sangit, che non sarebbe il non giusto scova di Sangit, perché la scova di Sangit è di legno, che si chiamano si chiamano sanguinella, che sono queste che si scova il cortile, però la chiamano due scove di Sangit, che sono come cagliota lì, io la metto ogni anno, e dopo voi per la sagra a mostrare come si viveva una volta. Perché è importante non perdere la sladrina, o no? Sì, troppo si sta a fare una scuola. Per farle si sta mettendo 10 minuti, un quarto d'ora, però bisogna esaminarle, bisogna tagliarle, bisogna secchiarle bene, no? E dopo viene fuori che la faruta qui, sto a finire con me.
no? Però con 3 di caschi si fa le scove come che ca. Come che ca. Che è ecologica. Una volta quando si era finite le scove, sì, o si brusava oppure le fraide. Non era in discarica. E tutte robe metteremo in mostra, vendi e lenti? No, io anche i vendi, però non mi interessa di vendi perché non ero preparato. Io sono con i miei amici di fronte qui, no? E faccio che lavoro qui. E dopo io sono un membro dal museo della vita contadina di Feagne. E ieri hanno presentato i libri sul tabacco. E la mostra è vierte per 3 mesi sul tabacco perché si metteva in lavoro di tabacco. Per furlan si dice ti do una tabaccata, cioè ti do i 4 pacche, no? E dove è la mostra? Dove si può dire? A Feagne, al Museo della Vita Contadina, che è uno dei 3 musei più importanti di tutta Europa. Va bene. E di tutta Europa, ma d'Italia di sicuro. E di Europa, però la mia femmina mi ha sempre detto ti conosco, ho cominciato con tabacco di pizzo. Va bene, grazie Mandi. Scusate, c'è... Dell'autobus Palucce? Ah, Palucce, sì. Hai capito. I miei vons vengono di Fusè. Ah, di Fugè? Di Fusè, 1785. Nart, Grivor, Tony, Nart, Sefin e io. E sono la stessa generazione. E i gusti di venire su per qua perché mi hanno sempre voluto bene la Int. A me hanno perfino dato di mangiare. Allora si torna a Ringaio il prossimo anno? Sì, senz'altro, è già 3 anni che vengono, ok. E tu c'è o no? Nicole. Nicole, io mo Nicole, scusa se ti dà dal tu, no. Ma io do dal tu anche alla mia femmine. Allora già. A proposito, io ho 2 passaporti, no? Perché sapari all'era Veneto, no? E mi ha detto che suo nonno deve dal vo a suo nonno. E allora io ho detto, se tu mi dai dal vo, ogni dì quando mi svegli, ti bussi. E io mi ha risposto, tu sei schiocco di non sera. Grazie autobus. Sì, anche con tutte brave femmine polentarie. Ne polenta tutte piccole, Caterina, sono mai così piccole? 2 ore che ti fa? Tante ne stufate allora il polenta? Sempre che. Sempre che? Adesso è speciale allora. Speciale, come un collaccio. Allora, qual è il segreto per fare queste polente di 2 ore? Di agua, di sale e la farina che sei buona. A Paular viene detto che ti di, no? Che ha girato la polente e viene fuori la crosta intera e dopo la tirare fuori. No, va bene così, io sì, per me è benissimo così. Come si fa a fare quel lavoro allora? Non so, io penso che scaldante c'è tanto sotto. Ma tu che tu vieni da Paular, tu vorresti sapere queste robe qui? Ma no, veramente non lo so. No, io pensavo che chiappa massa la chialda sotto e col chialdo, col calore, la crosta si è disfatta. Allora, l'ultima colpetta si dà una chialda forte, no? Sì. Ecco, perché veramente viene fuori. La butta fuori, allora viene fuori benone. Ecco, e viene fuori come un chiappello. No, ma no, a dire sta che il crostul. Sì, mo. Ma, no, ecco, sì, hanno teorie. Ma Ma io che ne femmina che ha 70 anni, che la Irene, tu conosci la Irene, la via, no? Sì. A Paular. Io ho fatto così il sistema, alla girare, la crosta e tutto. E invece la tira fuori come un chiappello e viene fuori la polenta biela e gialla. Sì. Ma, non sai? Porco. Non sai nemmeno. Allora c'è un formarino in prossimo anno che torni, c'è anche la storia. Sì. Comunque, ci 2 ore allora qui. Ma scherzi, un'oretta un po'. Quella mangia dopo. Sì, ma la mangeremo noi usnot. Noi qui. Buon appetito allora. Grazie. Buon sedà. Arriva un gruppo di persone di ore a capire, c'è bielle lane. C'è bielle lane. Qual è la peure? Questa è la peure della parola di queste peure. La Caterina. Ah, sì, la Caterina. E la Lucia c'è fase? Io che vorrei maridami. Beh, ascoltamo, bravo tu sei Simone, no? Io mo. Sì. Qui bes, però perché
licenze non vale la pena vedere. Vabbè, ma ormai c'è avuto macchine non tu guidi esatti. Una vita bella, l'antica al mare, in Mons, si conti. In Mons c'è già. In Mons di che Mons Shores, no? Di che da chiarni. Ma ci piacerebbe mo girarsi a Tor, per il mondo? In macchine, perché qui pisano poi sta troppo. A tu se ti muovi di girare, brave. Ecco, tu vai in macchina le prossime volte, tu porti da c'è si chiama il tombolo, che è il tombolino. Ecco, tu ti porti a Tor, anche a guida il tuo autista, tu files. Quando tu arrivi da per l'Italia, sarà ben finito. Buon auguri. Ciao. Ecco che sto giovani qui, giovani, insomma, mamma e figlie, ecco. Beh, giovani te sto, Giovanna, allora. Tu sei sempre attacco col cucito qui, no? Sì, io sei sui scarpezzi. La frutta invece fa sbavaglini, sta facendo qui un centro tavola. Io sei sui scarpezzi, che sono i tipici di sudri, io sto in speciale, con i quadretti, perché una volta frovavo in la ponte, allora si rinforciava col veluto, la ponte, perché ti lavano in monte, di riva giù, frovavo in cetan col peino, poi cavano in giù, quindi si scriveva rinforciare la ponte e il talone, io dico che è speciale anche da ora, il talone. Sì, che si pensa al disagio che era per le femmine che lavano sui monti una volta, il disagio. Sai che tante femmine di Sudria dicevano che lavano su anche due viazzi in monte, con due viazzi o di fengo o di legno, no? Sì che a voi consumare scarpezze, no? Scarpezze, te che sì. Ecco, invece la figlia, ecco, la Sara, punto. Croce. È il più usato di solito? Sì, è l'ente che è più facile. Più facile, sì. A chi l'è scritto? Sono una coccolona, questa è per femminile. Sì. E per maschio non è. Sì, come che nasce un gruppo di femmine al di voi, no? E poi maschiezza mi sa, e c'è sud, ecco, a coccolami. E beh, insomma, vabbè. Ecco, brave, cominciato quanto? E ancora piccole, fino a asilo, prima elementare. No, imparare, che la chinola, una nut. Una nut, ecco. Il prossimo anno torna a lo furo. Sì. Benissimo. Brave, buon lavoro, un lavoro di pazienza, esercita la pazienza che si lavora qui, che è bene anche per gli uomini che imparassi un ticchinin, no? Che hai un ticchinin massa frenesia qualche volta. Buon lavoro, mandi. Allora chi mostra i venduti scarpezze sia la versione maschile che è femminile, continua su un tic. Allora, chi sono di appena canasci quando hanno un po' di mesca, sono quel da maschio, che è con l'elastico e quel di frutte. Che chi sono quando sono un tic più giovinuzi, di strappacci che sono fatti di blue jean invece di faio di velluto, che chi sono di frutte. Che chi sono di jean la versione moderna, perché sono di jean, la gioventù di come non mette più i scarpezzi di velluto, mette anche di jean, e chi quando si arriva insomma a vecchiare, che sono di consumati, che chi è di menone addirittura, perché sono di tarmati. E che chi è dal vecchio, che erano di pontolati, sono di fruvati, di consumati, rappresentano proprio quando si raggiunge la vecchiaia è l'ultimo stadio proprio da vita. Già in Vorano che c'è chi? Che chi sono di menone era dal NUF, quindi hanno un po' di anni, ecco, sì. Il più veloce in assoluto stringe finalmente il trofeo fra le braccia.
un'opera artistica in legno massiccio offerta dagli Amici della Montagna. Stasera ogni tanto mi ricorderò di aver trascorso anche negli anni passati una bellissima giornata con gli Amici della Montagna e con voi altri tutti. Quindi non mi rimane altro che salutarvi, augurarvi un buon rientro nelle vostre sedi e il prossimo sarà il 31esimo Torioni dell'Under. Quindi grazie per una volta a tutti. L'impresa è terminata, ma la festa continua. Una pasta asciutta fumante, salsiccia e polenta attendono di soddisfare i palati più esigenti, mentre alcune ugole tenaci accompagnano il canto del Grispin con un buon bicchiere di vino. Oggi l'appuntamento con il monte vive e rivive grazie all'operosità degli Amici della Montagna. Un'associazione volontaristica che conta più di 100 iscritti, soprattutto giovani, che si adoperano in diversi settori con spirito tenace e collaborativo. Sì, la festa dell'Under è tutto questo. Onorare un'importante ricorrenza, una tradizione, un atto di fede, ma anche apprezzare e osservare insieme la natura che ci circonda, in continua evoluzione, in mezzo a persone che ci sono e non ci sono più, come lo scorrere del tempo. Eppure i prati verdeggiano ancora e i fiori sbocciano freschi e profumati come l'amore puro per la montagna. È proprio una bellissima giornata.
applausi e ci auguriamo appunto che questo filmato che vi abbiamo proposto sia piaciuto anche a voi, così come sinceramente piace a noi. Il filmato assieme alla cartina e, se non sbaglio, anche alle cartoline è disponibile poi all'uscita. Non possiamo regalarlo perché si tratta di un cofinanziamento, che copre sì una bella fetta delle spese, ma un 45-50% resta a carico dell'associazione. Quindi crediamo appunto che chi vorrà così portare a casa questo che è a tutti gli effetti un documento, se vorrà potrà appunto così richiederlo all'uscita. Credo che anche, visto che siamo anche così molto vicini alle festività natalizie, questo documento assieme alla cartina possa diventare anche probabilmente un interessante dono per chi ama le cose di paese, le cose autentiche, e soprattutto credo per chi magari non è più residente qui a Piano d'Arta per le ragioni più svariate. Ecco, niente, siamo arrivati alle conclusioni, quindi inviterei il Presidente a invitare qui sul palco senz'altro il Sindaco, che vedo presente in sala, ma le persone che appunto assieme a noi hanno collaborato. Quindi sì, come diceva Stefano, invito il Sindaco, invito l'assessore alla cultura di Arta, poi invito l'amico Luciano, che dai, vieni su, che ci segue sempre nella realizzazione dei nostri lavori. Da Luciano, vieni su sta. Poi chiamerei sul direttore del coro Paresson, il presidente che viene anche del CAI di Ravascletto, e chiaramente anche chi ha dato voce al nostro video, quindi inviterei Daniele Devoto a salire su con noi sul palco, e la Federica non la vedo, ma le invieremo sicuramente una copia del lavoro. E chiamerei anche chi si è dedicato giorno e notte, possiamo dire, alla composizione e all'assemblamento di questo DVD, anche se non vuole, ma Vittorino, vieni su. E chiamo anche il padrone di casa, Don Ivo, che sempre ci concede i locali per fare le nostre presentazioni. E anche casco giù da fagiolo, perché questa sera anche Don Ivo compie gli anni, quindi gli facciamo Buonasera a tutti, credo che questa sia veramente una serata speciale non solo per Piano d'Arta o per Arta Terme, ma una serata speciale per tutti gli amanti della montagna, della cultura della montagna, cultura dell'ambiente naturale. E come dire, in queste opere sia la cartina, sia la composizione del maestro che il coro ha eseguito, sono tutte parte, come dire, tanti tasselli che si aggiungono al mosaico e della memoria storica del nostro paese, del nostro comune. L'abbiamo già detto, è già stato detto, nella composizione della carta dei sentieri sono indicati tutti i toponimi. I toponimi sono altro che una sedimentazione anche della storia del territorio, non solo vissuto, ma indicano la vita di chi ci ha preceduto, ma non solo, ma anche caratteristiche geologiche, ambientali, vegetazionali. Insomma, veramente questa dà la possibilità ai nostri ragazzi che vedo qui davanti
di far proprie queste conoscenze che altrimenti andrebbero perse. E con il filmato, io credo realizzato bene, studiato e commentato con la voce meravigliosamente, anche qui è stato fatto un lavoro di ricerca e anche questo veramente un bel tassello della memoria storica del nostro paese, per cui io credo veramente che questo sia sì un bel regalo di Natale, ma anche un documento da conservare ognuno nelle proprie case. Per cui veramente grazie agli amici della montagna, a questo gruppo giovane, no? Che si è susseguito ai vecchi amici della montagna, che per cui fa veramente piacere quando un'iniziativa, un'istituzione va avanti nel tempo, vuol dire che le radici sono state veramente buone. Per cui non ci resta altro che ringraziare veramente tutti, anche voi della presenza, e augurare alla nostra associazione e ai nostri giovani di credere ancora e fortemente nelle possibilità di vivere e vivere bene nelle nostre vallate. Grazie a tutti e approfitto anche naturalmente per farvi tanti auguri di buone feste. Grazie. Buonasera, io come CAI di Ravascleto ringrazio gli amici della montagna di Piano d'Arta per quel che hanno fatto, che fanno e che faranno. È una ricchezza del nostro territorio questi gruppi e sosteniamoli, diamoli una mano. Auguro a tutti buone feste e un buon proseguimento della serata. Ecco, allora io ringrazio, io saluto tutti quanti, ringrazio per l'invito che mi è stato fatto e sono molto contento di quanto ho visto, quanto ho ascoltato questa sera. Ecco, una postilla del paragrafetto della legge del finanziamento dice radici solide. Secondo me sono proprio radici solide quelle dell'ADM. Chi Max ti ha preceduto ha seminato bene, si vedono i risultati e adesso a voi, a noi, a tutti quanti andare avanti sul sentiero che è stato tracciato. Sono tempi duri, lo sappiamo, sono tempi duri per quanto riguarda i finanziamenti, lo sappiamo, è stato un anno molto difficile. Però la forza, la spina dorsale delle nostre comunità sono le associazioni, non siamo noi piccoli amministratori che oggi siamo e domani non lo siamo più, ecco. Per cui un in bocca al lupo per tutto quanto state facendo con grande puntualità e grande attenzione per tutta la comunità, ecco. Approfitto anch'io per fare gli auguri a tutti quanti di buone feste e approfitto per una comunicazione di servizio. Siete invitati il 27 dicembre, lunedì 27, abbiamo un concerto di fine anno in chiesa Arta, ecco, alle 8:30. Grazie per tutto quanto si sta facendo, anche perché l'associazione Amis da Monta è un'istituzione nel nostro paese e anche perché mette in moto tante cose che ormai erano state un po' così, andavano decadendo. Il futuro nostro è questo, quando le persone lavorano insieme e soprattutto cercano di collaborare insieme. Questo è il segreto delle cose che hanno un futuro. Se noi da bravi canici impariamo a lavorare insieme, certamente andiamo lontano. Un augurio è che il cammino prosegua. Grazie.
niente, darei anche un ricordo anche a Luigino, che è sempre disponibile a farci le foto, e quindi Luigino metti giù un attimo la macchina e sali su. Infine a Tite, che è sempre disponibile a venire a riprendere le nostre iniziative e a divulgarle, così a farle assaporare anche da tutta la Valle del But. Speriamo, come diceva Stefano, che col nuovo anno si possa rivedere anche da noi e giù fino a Tolmezzo le tue belle trasmissioni. Niente, concludiamo qua la serata e vi invito poi a salire al piano di sopra, dove abbiamo fatto una piccola bicchierata per proseguire e fare ancora un po' di festa tutti assieme. Grazie della presenza e io porto gli auguri per un buon Natale e un buon 2011. Grazie a tutti.